Seduto accanto al presidente del Veneto Luca Zaia, il direttore generale della Sanità Luciano Flora riprova dell'assoluta fiducia confermata al dirigente dopo le questioni sollevate dalla trasmissione Report. Flora ha voluto ribadire che c'è un codice nazionale da rispettare da parte dei dipendenti pubblici che lui ha osservato, a differenza, dice, di qualcun altro. A disposizione nuovi slot per gli over 60 e Zaia lancia un appello a prenotarsi per accelerare poi la profilassi agli over 50, la corte più nutrita e produttiva, al punto che si potrà procedere con le vaccinazioni in azienda. Ripeto, dai 60 anni in su, per favore, se potete, fatevi la prenotazione per andare a vaccinarvi prima del 10 di maggio. Ai 70-79 anni, da chi ha più di 70 anni, prenotatevi. Fate in modo di farlo entro i primi 10 giorni di maggio, sarebbe meglio, anche perché abbiamo vaccini, abbiamo la possibilità di utilizzare queste 356.000 dosi e fare una cura da cavallo. Cioè il nostro obiettivo è quello, guardate che se riuscissimo a aprire i cinquantenni con vaccini a maggio, cioè vuol dire che noi prima dell'estate veramente arriviamo ad aggredire i quarantenni come vaccinazioni. Entro 10 giorni, proprio per questi motivi, dovremmo avere l'applicazione che torna buona, perché insomma arriviamo già su fasce di età diciamo più proattive e più performanti sotto il profilo digitale, e quindi con l'applicazione si prenota direttamente dal telefonino con un'app. Raggiunto l'accordo per le vaccinazioni in farmacia, il 60% ha aderito. Sappiamo che la vaccinazione la possono fare i farmacisti previo il corso con l'Istituto Superiore di Sanità, chiaramente a distanza, che quasi la maggior parte hanno già fatto, e un tutoraggio che viene fatto all'interno dei centri vaccinali della Regione del Veneto. In conferenza delle regioni sono state definite le linee guida per anticipare le riaperture delle attività ancora chiuse, linee che saranno sottoposte al vaglio e all'approvazione del governo.